Parla come che ti magna come che ti parli, detti e parole per non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, besse della natura e ricette da imparare. Ciao, benvenuti a Gondola, l'inserto di Televenezia dedicato alla cultura veneziana di ieri, di oggi e di domani. Sarà un viaggio attraverso le parole, i luoghi e le persone che hanno reso famosa la realtà veneziana e che contribuiscono tuttora a renderla celebre. Come si svolgerà il programma? Leo, la nostra mascotte virtuale, vi inviterà a tradurre in italiano una parola veneziana. Nell'impresa sarete aiutati da due rubriche. Raise, dove il professor Zé spiegherà un proverbio o l'origine del nome di una nostra città, di un cognome o la vita di un personaggio che in qualche modo è collegato alla parola da tradurre. Poi un altro suggerimento verrà dato da Il Fontego. Sarà un'intervista ad un artista, uno sportivo, un'associazione che opera e dà lustro alla realtà culturale della nostra terra. Ma non perdiamo tempo, vi presento Leo, la nostra mascotte virtuale, che lancerà la parola di oggi. A te Leo! Un grosso ciao a tutti, io sono Leo, il paroliere della trasmissione. Oggi dovete dirmi, per i veneziani, che animali sono i cavalieri. Cioè, se in veneziano questi animali si chiamano cavalieri, in italiano come si chiamano? Facile no. Vabbè, canaglia, pensaci tu. A dopo. Raise. A seguire il Fontego. Benvenuti signori e signore a questo primo appuntamento con Raise. Mi presento, sono il professor Zé. Oggi parliamo del più grande viaggiatore veneziano al mondo, e cioè Marco Polo. Nato a Venezia il 15 settembre 1254, è considerato uno dei più grandi esploratori di tutti i tempi. Insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo, fu tra i primi occidentali ad arrivare fino in Cina, da lui chiamata Katai, percorrendo la via della seta. Nel loro viaggio attraversarono l'Anatolia e l'Armenia. Scesero quindi al Tigri toccando probabilmente Mosul e Baghdad. Attraversarono la Persia e il deserto dei Gobi, giungendo ai confini del Katai nel Tangut, la provincia più occidentale della Cina. Quindi proseguirono lungo la parte settentrionale dell'ansa del fiume Giallo, arrivando infine a Kambalik, dopo un viaggio durato 3 anni e mezzo. Marco ottenne subito i favori del Kublai Khan, al punto che divenne suo consigliere e successivamente suo ambasciatore. Solo dopo 17 anni Marco Polo ripartì per Venezia. Le cronache del suo viaggio sono state trascritte dallo scrittore pisano Rustichello, suo compagno di prigionia a Genova. Furono raccolte in un libro intitolato Il Milione. Il titolo Il Milione deriva da un soprannome dell'autore per aver usato più volte questa parola per descrivere la quantità di beni amministrata dal Kublai Khan. Grazie all'opera di Marco Polo, l'Occidente venne a conoscenza di terre mai sentite prima, come il misterioso Cipango, l'odierno Giappone. Marco Polo morì nella sua sontuosa casa veneziana l'8 gennaio del 1324, all'età di quasi 70 anni. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Bene, non si può parlare di Oriente senza ricordare le arti marziali, che in Oriente hanno avuto la loro massima espressione e sviluppo. Ne parliamo col maestro Mario Spillare, direttore del Centro Studi Arti Marziali Fudoshin di Dolo.
Maestro Spillere, intanto buongiorno. Cosa significa la parola Fudoshin intanto? Fudoshin significa fallo con spirito, fallo con amore. Passiamo subito all'argomento. Le arti marziali come nascono storicamente nell'Oriente? Si dice che un monaco indiano, Bodhidharma, entra in Cina e sviluppa attraverso il monastero Shaolin queste arti marziali. Però già esistevano prima, per cui non si sa precisamente quando nasce. In Giappone è sempre lui che viene chiamato Daruma. Alla Fudoshin quali sono le discipline che vengono insegnate? Allora, noi insegniamo il karate, Shotokan e Rikyu Kempo, abbiamo il Jiu-Jitsu, l'Ontai Yoshi Ryu e Taura Muso Ryu e Akuryu Jiu-Jitsu. Poi abbiamo il Kido, c'è il Wing Chun che è cinese, un'arte marziale cinese, Tai Chi Chuan e poi un sistema che è il Gracie Mara, che non ha niente a che vedere con le arti marziali. La maggior parte delle persone pensano che le arti marziali siano semplicemente un mezzo ed un metodo per riuscire a difendersi, invece è ben altro l'arte marziale. La filosofia, soprattutto dell'insegnante, di essere un educatore. Lui educa il bambino o anche l'adulto. Okay? Per cui ha la gentilezza, sopportare anche l'allenamento, no? Più sopporta l'allenamento, più rinforza se stesso. Di kimoni ce ne sono di vari tipi, non solo in cotone come siamo abituati a vedere, ma fatte soprattutto di seta. Poi appunto in antichità all'inizio le maniche erano corte, poi si sono allungate, poi hanno messo quella cintura che poi si chiama obi, diventa decorativa, per cui diventa da cerimonia, da sposalizio, anche da funerale. Bene, abbiamo parlato di arti marziali, ora avremo una dimostrazione di un'arte marziale molto antica, quale è il Jiu-Jitsu, la prima arte insegnata ai samurai. Ringraziamo il maestro Mario Spillere della collaborazione e vi invitiamo a visitare il sito che è www.fudoshin.it. www.fudoshin.it. Grazie a tutti, grazie. Allora, la via della seta, i kimoni di seta, non vi viene in mente niente di cosa possono essere i cavalieri in veneziano? No? Ok, sentiamo cosa ci dice Leo. Leo, a te! Allora, vi avevo chiesto come si chiamano in italiano i cavalieri. Facile! I cavalieri sono i bacchi da seta, detti così forse per il loro modo di muoversi e per lo sperone che hanno nella loro parte posteriore. Bene, ci vediamo la prossima volta. Un ciao da Leo. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, puntuali, che non sia a storia del signor intento. Questa è la storia del signor intento che dura tanto tempo e mai se destriga. Ti vuol che ti accanta o gusto che ti adiga.